Allora, faccio un attimo la presentazione ragazzi. Ciao Napoli, nel video, anche di qua così era sempre improntato su YouTube. Buongiorno, qui c'è Carmen Sita, è con me oggi, io sono Moira, i più, lei è Carmen Sita. Farà la prima prova, a vedere se si trova bene a fare indagini paranormali, è la prima esperienza in vita sua dal vivo, quindi oggi siamo al 9 giugno 9 giugno. 2024, ore 12:55 5. e partiamo con l'indagine. Buona visione a tutti. Allora, vediamo se si gira. Non si gira, non ci credo. Esatto, allora dobbiamo rifare. Ripetiamo. 9 giugno 9 giugno. 2024. 9 giugno 2024, ore 12:56. Siamo in un luogo, una location abbandonata. Desire c'è. Ciao Desiree. Ciao Daisy. Non possiamo dirvi dove siamo, aspettate che aggiungo questa ragazza già a posto. Precisamente siamo nel Veneto. Location molto grande. Guardate che... Grazie Marina. E guardate che c'è tanta roba. Noi, ripeto, abbiamo sentito già due rumori. Era una scuola, quindi c'è teatro, tenetevi forte. Ci sono le aule, teatro, chiesa, sotterranei. Quindi è una villa Dormitori. privata, dormitori e va su in alto. Oggi abbiamo una lunghissima live. Chiedo la cortesia a quelli in live, mi raccomando, condivisioni e tap tap almeno, ragazzi. E chi vuole ci sostiene in alto. Ciao Christian. Ok, siete pronti a avventurarvi con noi? Gli strumenti li ho già attivi, già pronti. Andiamo. Andiamo alla scoperta. Tra l'altro siamo state molto fortunate, ragazzi. Attenzione, lei è Carmen Sita, eccola qui, fermati lì che ti inquadro bene. Buongiorno ragazzi. Io sono buongiorno a Moira, tutti. i più, Ciao. e lei diventerà Carmen Sita i più, sempre che riesce a superare questa prova perché finora è tranquilla. Ma dobbiamo ricordarci che dobbiamo ancora partire. Ecco, guardate. Guardate quante belle robine che ci sono qua. Beh, aspetta, vi giriamo adesso a voi. Sì. Eh no, perché il bello viene adesso. Non possiamo Guardate. vederle solo noi, dobbiamo guardarle Dobbiamo anche passare loro. anche sui materassi, giustamente. È giusto, andiamo a Ci dormire. sono culle, c'è di tutto. Dunque noi abbiamo scavalcato, ma che in teoria potevamo anche non scavalcare perché è tutta aperta questa location. Vabbè. Gabuzzino. Andiamo avanti. Abbiamo rotto le... Guardate, niente. giochi di bambini, vedete? E dopo sicuramente dove ci sono i giochi dei bambini ci fermiamo. Sì, qui c'era un dormitorio che c'era di tutto, le cullette, i box. Vedete? Vedi, ci sono le reti. Per Perego, per la pappa, c'è ancora dentro, Sì, ci sono guarda. ancora le reti dei lettini che Guardate, forse le nuove di stavano balla portando quasi, via. quasi nuove di balla. Guardate, culle, queste non nuove. Wow, i lettini così in legno, guarda. Sì, sì, era quello Bello. è dove siamo entrati noi, che siamo Esatto. Allora, andiamo di là, ragazzi, e più andiamo avanti adesso più è tosta, io ve lo dico. Più si va avanti più è tosta perché guardate, è tutta aperta ed è molto accessibile. Bella bella. Mi raccomando ragazzi, tap tap e condivisioni almeno. Qui c'è un'altra stanza, ma noi non abbiamo sentito qua i rumori, più che altro uno sì. Ma che bella calligrafia questo, guardate. Guardate che calligrafia. Elisa. Elisa gioca. C'è scritto. Quindi periodo di questo, ma oggi è una bella giornata, prima, seconda, no, seconda, terza elementare. Qui era il 2 ottobre. Di quale anno? Però non so. Ma comunque dopo scopriamo. Guarda che bella rosa, che bella anta con la rosa. Mamma. Guardate. Bella, Non si può. Lo so, non si deve toccare. Noi non possiamo portare via niente. Gli alberelli di Natale, guardate là, guarda, guarda. C'è la roba di Natale qua, gli addobbi. Gli angioletti. Gli angioletti fatti, guardate. Questi Peccato erano che... nuovi, sono stati rotti. Esatto, qualche stupidotto, guardate. Gli alberi di Natale là. Ci sono molte scarpe di bambini piccolini, ragazzi. Quindi io sospetto che qua ci siano molte anime di bambini. La mia gravidanza, vedi, è anche prenatale, guarda. Sì. Quindi probabilmente, C'è vedete, anche la mucca del presepe. la mucca del presepe. Insomma, qui ragazzi c'è tanta roba, io ve lo dico. Adesso ce ne andiamo di là. Ah, ecco le foto, però non si può fare... Cavoli, questa è dell'Africa. Sì, io penso che per un attimo... Guardate, facciamo vedere anche a voi. Aspettate. Eccoli, vedete?
Però non posso lasciare inquadrato tanto perché... Ma, Vediamo l'anno. 2007. ecco, guardate, fai vedere un attimo qui. Però se c'è il nome della scuola, no. Dai, Ah no, strano. ok. No, non c'era il nome della scuola. C'è solo l'anno 2007. Ok, 2006 ragazzi. 2007, corretto. Adesso arriva la parte viva. Provo ad aprire questa un attimo, c'è qualcosa. Ah no, ma era quello di questo, no, no, era la coperchio. Ma va che mobiletti belli ancora, che cavoli, in buono stato. Ecco, qui c'era un'altra parte, vedete? Tutti i giochi comunque. Giochi. Ragazzi, qua a livello di giochi vedo che i bambini ce ne siano, mettiamo qualche gioco dopo per attirarli. Vogliamo partire da qua? Sì, A me questa stanza qua piena di giochi mi ispira. c'era anche il ferro da stiro. Esatto, c'era anche il ferro da stiro, guardate. Vari materiali. Sì, è nel Veneto. Allora, mi raccomando, fate i bravi, tap tap, condivisioni, per favore. Non fate i tirchi, almeno per i tap tap e condivisioni. C'è un cuoricino, guarda. Sì. Bello, bello. Allora, qui bisognerà allungare un po' il filo, vedi, in modo che resta così. Così. Questo lo prepariamo. Dobbiamo prendere qualche giochino, ragazzi, e provare a metterlo. Io direi però, sai cosa? Sì. Più che lì, io inquadrerei lì. Sì, girale. Perché se passa qualcosa, Giriamo. vediamo cosa succede. Dobbiamo trovare qualche giochino. Ah, lo mettiamo, sai dove? Lì, sopra quel mobile. Bingo. Guarda l'allegro chirurgo. Sì, l'allegro Hai che... visto? Qua, ragazzi, io lo metto qua perché qui vediamo anche di lì se c'è qualcosa, vi giriamo subito. Vediamo se c'è Quanto? qualcosa che possono muovere leggero. Questo, guarda, qui, uno, e prenderei, sai cosa? Qui c'è una bambolina se vuoi. Sì, si riesce a prendere tanta roba. Sì, portata di mano. C'è una bambolina, guarda ragazzi, mettiamo anche la bambolina, chissà che era di qualcuno. Guarda, anche su, lì. Io direi così, perché se c'è qualche entrata fatta alla bambina, sappiamo subito. Ragazzi, qua mi sa che è tanta roba. Aspetta a cercare quello perché non voglio che si abbia direttamente. La mensità sta cercando giochi, ragazzi. Beh, un mattoncino che almeno lo buttano giù, che è leggero. Esatto. Che se fanno qualche movimento... Adesso noi ci mettiamo là con i telefoni. Ecco. Cose piccole e leggere, cercate. Eccolo qua. Sai cosa? Quel cuoricino là che abbiamo trovato. Sì. Secondo me sì, perché il cuore è simbolo di affetto. Potrebbe essere, ragazzi, che va bene il simbolo di affetto. Io lo metterlo qua, davanti che se lo vogliono prendere, possono prenderlo qua, guarda, fatto qua. Cercavo palline ma non Sai, questa è una buona idea però, vicino al REM pod. Perché se toccano quello, il REM pod suona. Sta su. Sta su. Tutto perfetto. Dovrebbe essere tra l'altro giusto. Adesso vediamo un attimo l'RF. Allora, io direi che da qua va bene. Cosa dite, ragazzi? Sì. Posizione buona, vero? Allora, qui abbiamo messo dei giochi. Ne abbiamo raccolti noi. Quello vicino al REM pod è un cuore. Lo vedete? E vediamo se piace questo cuore. Allora, noi dobbiamo provare adesso a inserire. Dunque, devo fare così qua. Tocca. Lì. Ok, qui se il video sta andando, perfetto. Ciao la corvetta! Siamo in giro anche noi oggi. Ciao ragazzi. Dovete mettere le due nel mio profilo freccia le due campanelline su tutte. Guarda, guarda. Noi siamo lontane, ragazzi, perché siamo a 2 metri li abbiamo, no? Perché gli abbiamo messo dei giochi che probabilmente gli piacciono. Sì, ho cercato in giro abbastanza. Brava, brava. Oh, è un ottimo aiutante. Ti piace? Grazie, non lo sapevo. Bene. Allora, proviamo a vedere qua. Sì, sì. Puoi appoggiare tutto a terra qui se vuoi. Sì. Così lasciamo lì nell'angolo, così lasciamo liberi i passaggi da muoverci. Ok, adesso arriva il bello. Adesso vediamo se c'è qualcuno qua.
la diretta da... Proviamo a metterlo così per tararlo prima, se no lo riportiamo questo due centrale, però lasciamo il primo indietro che sarebbe il suono, questo qua. Vedi? Per toglierlo lo togliamo del tutto, così qua mettiamo tutto. Adesso mettiamo impostato il Bluetooth. Si deve collegare a questo, e allora sentiamo bene dalla cassetta. Questo resterà in funzione tutta l'indagine, anche se noi ci spostiamo metterlo in marsupio come adesso e noi andiamo avanti, aspettiamo che si connetta. Buongiorno a È tutti. possibile connettersi perché è spento accesa. Te l'avevi accesa. Esatto. E qui non c'è, qui. Sì, ecco perché è qua. Adesso dovrebbe... No, ora è spento il blu. Sì, adesso dovrebbe venire di qua. Mm-mm. Grazie, ciao Tommy, grazie Liguria. Ecco, per una volta non ha fatto il tirchio, non ha fatto lo spiorcio, ha donato la ciambellina. No, stiamo ridendo un po' perché ragazzi, da ora in poi le mie indagini saranno un po' sorridere, comunque scherzando, Anche per perché le alleviare, anime, dobbiamo sì. alleviare con le anime, quindi ogni tanto bisogna, ragazzi, un attimino rilassare la situazione. Anche perché le anime vogliono lo stato E c'è un giocoso. punto che noi abbiamo già provato, l'abbiamo ispezionato un po' prima di partire, non possiamo dirvi dove siamo, ragazzi. Il punto è che siamo andati giù verso un corridoio così e parla Carmesita ve lo spiega. Sì, in un punto abbiamo sentito per 2 volte dei rumori, in un punto una volta e nell'altro ancora, e niente, ci sono. Li abbiamo già visti noi Adesso perché... andiamo anche noi là, che così facciamo vedere anche per il video che era sempre improntato che siamo io e Carmesita. Ok, adesso beh, io ho in mano il cellulare adesso, ragazzi. Allora, per il video, questa è Carmesita ed è con me. Vediamo se riusciamo a spostare un po' di qua. Facciamo un po' di largo perché sennò ragazzi io non riesco a lei. Una mano. Oh, là. Facci. Beh, ora siamo Ecco, siamo noi due, io Moira e più e lei è Carmesita. Carmesita. Siamo già in collegamento, vediamo di riuscire a fare tutto quanto, ecco. Di fare questa indagine. Partiamo. Ok. Vediamo un po', qui vedo dei libretti anche mi sembrano, vero? Sì, sono Dei delle... libretti, carte. Sono dei lavoretti che loro facevano, dei disegnini. Comunque la stanza è una stanza da giochi, ragazzi, quindi qua dovremmo andare bene. Abbiamo trovato anche delle pappucce piccoline. Ciao Fra, bello il nick così, mi piace Fra. Bel nick così, ti sta bene. Che? Allora, anime, se volete, se ci sono anche anime di bambini, vi abbiamo messo dei giochi lì. Se volete giocarci. Tiriamo fuori la cassetta perché si sente meglio quando è fuori, secondo me. Comunque è alto tutto. Sì. Terrato è terrato giusto, che si sente anche bene. Adesso per loro lo tiriamo fuori questa. E la mettiamo, io la metto sempre qua in genere. Ok. Così sentiamo bene tutti. Comunque qualcosa là c'è. Perché vedete che noi siamo ben indietro col telefono. Se lui fa così vuol dire che qualcosa sta Certo. cercando di toccare i giochi. Sì. Poi tu sai già perché mi seguivi già, hai Sì, visto? sì, ti seguo. Allora, stranamente stavolta è l'RF che agisce di più. La prima live che ho visto di paranormale è stata la tua che ti ho chiesto il permesso e tu mi hai detto Ecco. si poteva restare perché è una cosa pubblica, che erano le prime volte Infatti. che mi addentravo in TikTok, pochi Guarda, mesi guarda, fa. guarda, guarda. Mm-mm. Anime, volete dirci qualcosa inerente a questo posto? Per favore? Guardate. Sì, Sono attirate dai giochi? fino al giallo, quindi ci sono e sono vicine. Esatto. A colpi arriva anche il rosso. Mm-mm. Quindi già bella. Se volete ve lo possiamo ingrandire un po' perché ingrandendolo loro potrebbero vedere meglio anche qua. Sì, a volte dal telefono si Ecco, vede di come avete visto, guarda, guarda, guarda. più. Sì. Ben mi sta, Ben ti sta, o ben grazie. ti sta o ben mi sta. Sì, infatti, zoom un pelo anche qua, ragazzi, così vedete, vedete? Beh, adesso lo vedono chiaro. Sì, più chiaro. Palese, guardate che gli abbiamo messo i giochi, che sono anche bellini. Sono belli questi giochi, sai? Questa è una bimba, visto? Avete visto, ragazzi, sentito? È una bimba, gli ho detto. Cioè, ho detto, sono belli questi giochi. Ha risposto una... Ecco. Questo vediamo di far così. Allora, sto Ecco, aspettando che ragazzi. parli.
Vi ero messi un po' più, vedete meglio così? Sì, vero? Niente, vuole Va meglio l'attenzione, così, però non vuole ragazzi? parlare. Non ho chiesto a te, tu sei il bimbo, vieni qua, bimbo. Ah, l'ha fatto salire, forse ce lo vuole far Sì, sentire. Ma ci volevi far perfetto. sentire che è salito su il bambino? Anche questo direi di allargare appena appena che si vede meglio, vero? Mhm. Ma se Sì, noi così si vede provassimo a bene. tirar su un po' di là, visto che c'è ancora luce. Si può tirare su che i vicini poi non vedano? No, ma lì c'è la montagna, non è la parte di Allora, là. sì, non lo so. Aspetta un attimo che vado a vedere se sta prega, speriamo che funzioni. Sì, se c'è il filo, perché neanche non c'era il filo. Ah, quindi pare che sì, che la cosa, sì, sì. Allora, se c'è la corda, tira su. Allora, allora, Sì, sì, bene. bene. Allora, abbiamo fatto pulizia, abbiamo fatto luce. E luce fu. Amen. Amen. Prego. Vuoi la preghiera? Vedi che si vede meglio così. Prima volevano la Fammi canzoncina vedere, e ma mi sa che gliel'abbiamo adesso si messa. vede meglio, sì. Vero che va meglio così, ragazzi? Volete la preghiera? Non ho capito cosa hanno Dentro il risposto. mobile, una pallina, ma dentro il mobile... No, no, la lasciamo qui. Quello che è interessato a me era provare, perché non vorrei che avesse poca energia se quello giù. Vedi che era praticamente fermo. Vediamo adesso. Sembra giusto, l'ho alzato un po', appena appena per vedere, ma non si muove, visto? Mm-mm. Adesso un po' di più. Forse era talmente basso, per quello me l'ho messo basso e adesso l'ho alzato un po' di più l'RF. Vediamo se va bene. Questo sta caricando, questo. Questo sì, va bene. Questo sì. 2, non sta caricando. No, 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 ma non è quello, è proprio... Devo mettere l'altra power. Madre di Dio, Amen. Ma ti rispondono di nuovo una amen. power è andata. Mettiamo l'altra. Dai, su. Mettiamo un'altra power. Voilà. Mi sembra che sia scattato. Adesso vuoi vedere. E cosa fai? Mi rispondi tu? A posto. Ha risposto lui, capito? Mm. Sì. Tanto risponde lui. Attacco no. Attacco no, l'è attaccata. Oh, ma pure questo, L'ha attaccata. Cioè, ma veramente? Attacco no. L'ha attaccata. Cioè, mi guardano anche tutto quello che faccio, ma veramente facciamo? Allora, No, intanto guarda, ti sì. sai di dare il segnale che si sta caricando. Allora, ma anche prima però, Sì, vedi? è apparso quando l'hai attaccata. Vediamo che proviamo di nuovo. Ma vedi che non appare, però se lo stacco adesso dovrebbe esserci comunque. Grazie Tommy. Adesso è il 2, vediamo se carica, se no stacchiamo il video e proseguiamo, tanto nei qua ce ne abbiamo l'indagine. Beh, adesso si è messo, prima era fermo, giusto quando l'ho tirato l'ultima volta, si è Sì. fermato dopo. Prima comunque è Buono. salito il ragazzo, ma non credo che sia stato lui a Sì, farlo. guarda, guarda, Sitara, vedi che si è fermato ancora. Penso che il ragazzo si è ribellato ed è venuto su. Sei un ragazzino o un ragazzo? Ragazzo, io lo chiamo un bambino, quello che è. Ma adesso lo scopriamo. Dillo. Puoi dirci il nome? Il tuo nome ce lo puoi dire? Lo lasci parlare, per favore? Visto che non fa paura star qua dentro, proprio Io ecco rinviato. Rinviato dove? non lo Attacco ri- no. Noi vogliamo sapere come si chiama il bambino. Facci dire come si chiama il bambino. Lascialo parlare, per favore. Sì, ci metti la musichetta, grazie. 13 di metro. Ehi! Succede. Sì, cosa? Smettila.
Lascia parlare le bambine. E Facci niente dire offese. come si chiama, quanti anni ha, per favore. Niente offese. Io non ti sto offendendo. Perché è mal È con cunato. 14. È con 14 può Forse essere. 14? Aveva 14 anni il ragazzino? Lo sai dire? Ha problemi di non udenza, dice GF. Potrebbe essere però, perché abbiamo il libro lì, quello lì che Sì, che non è diceva... udente. Fai fatica a parlare perché avevi problemi, eri sordomuto? Ecco perché segnalavano. Allora fai segnalare, invece della vicina verde, arriva su quella arancione O anche rossa. o rossa, se avevi 14 anni. O rossa arancione. Fai suonare quello con l'antenna nero o quello con l'antenna blu. K2 abbiamo capito che ci sei. Bravo. Vedi che inizi a orecchiare anche tu la cassetta pian piano l'app. Sì, perché all'inizio non l'ha ma qua si sente anche meglio di sotto. Sotto non riuscivo a sentire. Vedi adesso inizia a farlo, guarda. Sì. Perché ricordiamo anche a loro che loro non hanno un tempo di reazione come noi botta e risposta. No. Loro hanno i suoi tempi. È raro se trovi quando hanno botta e risposta. Magari. Ma già la seconda volta che veniamo ci hanno conosciuto, che siamo tranquille e che veniamo solo per parlare con loro. Eh sì. Beh, quindi entrano in questa struttura è la prima volta. Sì, Quindi non... differenti. Però ci torniamo ancora qua perché Ci c'è tanta sta roba. loro, e poi se hanno avuto problemi di udito o di parole è normale che non possano Però parlare. sembra che apprezzano il fatto che siamo qua, perché nonostante che li ho ospitati Beh, un hanno po'... apprezzato che abbiamo cantato noi due. Infatti, cioè, loro meno di live secondo me, però vabbè. Ma secondo me loro hanno apprezzato perché, anche se io ho provato a sfidarli un pochettino, Sì, appena appena, anche 5 secondi. però non hanno presa male, cioè No. non hanno voglia di attaccarci. No. Guardate che io devo dirvi che qua dentro non ho sentito una cosa di cattiveria eccessiva, forse era più una difesa Sì, che perché volevano del non luogo, conoscendo dici perché perché siamo noi che comunque entriamo qua. siamo noi a casa loro. Esatto, perché per loro questa è casa. Vedi? Lui Ecco, prova a parlare, vedi? parlando Questo è il così, ragazzino. loro capiscono che noi veniamo col massimo del rispetto. Certo, molto rispetto per voi, anime. Beh, qui secondo me ragazzi, sì, sono amichevoli, non sono... Cioè, no, Mi sei man? Ti siamo mancate, giù? Tu non mi piaci. questo è Studiato, Quello lì era l'autoritario, quello che c'è, uno dei tre. Autoritario giù, secondo me. sì. Ma Allora, con noi c'è- poca funziona, lo sai che siamo ribelle, siamo nate ribelle noi Appunto, due. non puoi fare niente su quello, mi dispiace. Ci siamo ribellate, noi abbiamo spezzato un po' le catene della nostra famiglia. Siamo un po' ribelli. quindi- Siamo al contrario praticamente un po'. Ma sembra che apprezzino perché guarda l'RF. Sì. Quindi se vedi che adesso stai prendendo attività ancora, oh, pensa che io finora, nonostante che va tante volte all'RF, non ho ancora dovuto cambiargli la pile. Tutto può essere. Bambino, ci puoi toccare quella con l'antennina alta che così suona? Ci fai contente? Sì, dai, ti prego, perché ha un suono bellissimo. Ci fai contente? Sarebbe un regalo per me. O la pallina o quello lì che suona e fa la lucetta blu. Sì, la pallina Quello con l'antenna l'abbiamo buttata alta. giù, sai, l'abbiamo portata per farti giocare. C'è un... aspetta. Dice Aspetta che vedo. GF. C'è l'autoritario, però ha capito che non avete paura. Esatto, esatto. No, ok. Mm. Noi l'abbiamo percepito, lui pure, quindi abbiamo una conferma, no? Probabilmente lui ha capito che noi non scherziamo comunque, Mhm. nel senso che non giochiamo su queste cose. No, assolutamente. Noi veniamo in serietà, cioè, a fare questa cosa. Noi Noi rispettiamo. abbiamo riso, scherzato un po' per, ripeto, per sdrammatizzare per chi fosse appena entrato, ragazzi. Voi avete capito che noi Ma- la nostra vita l'abbiamo superata sorridendo. Esatto, Se no ci non vuole saremmo più qua. leggerezza, anime, perché se prendete troppo con pesantezza, poi la vivete male anche voi in questo luogo. Capito, anime?
Dai, ci fai suonare lo strumento che non l'abbiamo sentito suonare mai. Dai. Adesso sta provando, ma quell'altro ancora. No, le Mi sa che canzoni dovremmo sono... stare qua a fare indagine ancora un po'. Yes. Aspetta che quando mi sa che piove. Veloce. Veloce. Veloce, mica c'ho le gambe che vanno a 3000, Oh, può essere, anche, ma pensa. No, il bambino va con i suoi tempi, quindi non dai gli ordini se volevi darle a lui. Facciamo la volta fuori, vedete da qua. Oh, se smette, se no andremo lo stesso avanti. Piove qua da noi, ragazzi. È iniziato a piovere, prima sole, adesso piogge. Però sta location merita molto. Effettivamente sì. Sì, cosa scrivo? Stiamo dicendo che merita molto la location qua da voi, anime. Dice Kaira. È molto bella. Katia, Moira, a fine chiamata, chiama. A fine A live fine live chiama. chiama. Ok, Katia. Kati. Sì. Non è niente di che, ragazzi, sono bravi. E il fatto che non parlano è proprio perché avevano dei problemi, Vuoi probabilmente. provare a parlare, a comunicare con noi? Perché guarda che forse tu non lo sai, ma essendo lì puoi comunicare anche a parole complete. Vuoi provare? Si sta provando, guarda, tenta di farci capire che lui c'è, ma... Lui c'è. Vuoi... Prova a dire qualche parola in modo compiuto. Eri? Cosa hai fatto ieri? A volte parlano in un modo un po', però può capitare, sì. A parte che a volte entrano entità con... Tra l'altro noi abbiamo il crocifisso dentro, non fuori, No. quindi non gli può dar fastidio niente. No, è Vedi che ormai ci siamo abituati anche alle zanzare a forza di prendere pungiglioni. Ci ha mangiato vive prima. Sì. Vuoi che andiamo alla chiesa? Tanto piove, andiamo a aspettare, a questo punto andiamo alla chiesa. Dopo ragazzi, grosso modo ve l'abbiamo fatta vedere un po' tutta sta location, sopra, sotto, nei sotterranei. La prossima volta andiamo nella scala a chiocciola, vediamo dove porta. Prova a salire tu che sei più leggera. Perché è vero, con i ferri dobbiamo stare attenti, è vero? Sì. No, ci avevo pensato, è vero. Perché se salgo io e la rompo... No, devo vedere perché devo illuminarla bene e guardarla bene quella scala a chiocciola. Non abbiamo guardato se resiste. No, conviene guardare. Comunque qua niente da dire perché guarda. Però fatalità c'è più attività in questa stanza che non fa in tutta... C'è qualcuno nel corridoio che va avanti e indietro e si fa pure notare. Chi è che va avanti e indietro nel corridoio che si è fatto notare più di una volta? Almeno da me, io l'ho visto. Tu sei brava che riesci a vederli, io non riesco a vederli. Io non li vedo proprio, vedo le sagome con tipo fumo per farti capire. L'ombra è quello che vedo, non è che le vedo Io non proprio riesco a una... vederle.